Io vorrei cominciare con un paio di premesse per quanto riguarda i temi ambientali e lo vorrei fare sul territorio dove siamo oggi, cioè sulla nostra regione, cioè il Veneto. Se guardiamo, visto che stamattina abbiamo parlato un po' di trend, se guardiamo gli aspetti ambientali, i trend ambientali, e parliamo della nostra regione, penso che il bicchiere lo possiamo vedere mezzo pieno o mezzo vuoto. Partiamo dal mezzo vuoto. La qualità dell'aria oggi non è male, è un giorno piovoso e quindi di sicuro la qualità dell'aria è buona, ma vi ricordate mercoledì quando siamo rientrati dal ponte, che era una giornata uggiosa, nebbiosa? Ecco, mercoledì la qualità dell'aria non era assolutamente buona. Quindi sulla qualità dell'aria c'è parecchio da fare. Se guardiamo la qualità dell'acqua, qui si è aperto un mondo eccellente, soprattutto in alcune province della nostra regione. Se guardiamo al territorio, a come abbiamo utilizzato il territorio negli ultimi anni, alla diminuzione del suolo agricolo, alla diminuzione delle aree verdi, anche questo è un trend che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Però il bicchiere si può vedere anche mezzo pieno. Siamo, penso, in Europa una delle principali regioni in termini di raccolta differenziata. Sicuramente in Italia siamo il numero uno. Penso che anche in Europa siamo ben posizionati. In termini di energia, nel 2014 il 43% dell'energia prodotta in Italia, di conseguenza ritengo anche in Veneto, proviene da fonti rinnovabili, non è un dato indifferente. Se lo guardiamo anche in termini di persone, di consumatori, c'è sempre di più un'attenzione rispetto alle tematiche ambientali e anche questo è un elemento da tenere presente. Allora noi, come associazione artigiana o come GCP, cioè la mia azienda, possiamo cambiare i destini del mondo a livello ambientale? No, però possiamo fare ciascuno la propria parte. E quando parliamo di temi ambientali, gli attori da prendere in considerazione sono tre. Da una parte ci sono le istituzioni pubbliche e le istituzioni pubbliche si stanno muovendo. Noi siamo all'interno dell'Unione Europea, l'Unione Europea porta una spinta sulle tematiche ambientali e coinvolge anche il governo centrale e poi i governi regionali delle nostre 20 regioni. Poi parliamo di singole persone, di consumatori, anche qui c'è un trend, un interesse maggiore da parte delle singole persone e un'attenzione maggiore rispetto all'impatto ambientale delle singole persone. E infine parliamo di aziende, che poi è il tema che ci interessa oggi. La Lean è un insieme di tecniche, di principi che sostanzialmente ci aiutano all'interno di un'organizzazione, e un'azienda è un'organizzazione, a fare di più con meno. Cioè ci aiutano sostanzialmente a focalizzarci con quello che veramente conta, cioè il valore che noi generiamo per il cliente, e a ridurre gli sprechi. Questa è la riclassificazione classica degli sprechi che si può riscontrare in ogni azienda manifatturiera, in ogni azienda produttiva, ma con un po' di astrazione possiamo vederla anche nelle attività di ufficio e nelle attività di aziende di servizi. Alcuni sono assolutamente controintuitivi, difetti. Fare una cosa che non va bene è sicuramente uno spreco, perché o butto via quella cosa, la devo rifare, o comunque devo perdere del tempo per sistemarla. Fare più di quello che serve, cioè fare sovrapproduzione, è sicuramente uno spreco, perché è qualcosa che mi utilizza delle risorse che tengo ferme in quel momento e forse un domani potranno essere riutilizzate e così via. A fronte della lotta agli sprechi ci sono una serie di principi che ci porta da lì. Per esempio la focalizzazione sul valore che generiamo per il cliente in termini di specifiche di prodotto, in termini di servizio, in termini di qualità, in termini di assistenza che diamo al cliente, in termini di relazioni che abbiamo nei confronti dei clienti. Ma ancora ci sono altri principi tipo
mappare tutti gli sprechi che ci sono all'interno dell'organizzazione. Ci sono poi delle tecniche, dei metodi che si possono usare per farlo, quegli stessi sprechi che ho brevemente accennato prima. Infine c'è un ultimo principio, c'è un altro principio che ci dice il miglioramento non è qualcosa che si ottiene e poi finisce lì. Il concetto di miglioramento è un concetto di miglioramento continuo, e cioè posso migliorare oggi, ma sicuramente ci saranno delle opportunità di miglioramento anche per un domani. Tutte le tecniche, poi i metodi che fanno riferimento alla Lean possono essere sintetizzate da questo schema, e cioè sostanzialmente si parte dallo stato attuale, dove siamo oggi, anche misurato. Prima nel video si parlava di KPI, cioè di indicatori, misurandolo, per poi arrivare a uno stato futuro, quindi anche qui misurato, misurabile, con degli obiettivi ben precisi, e per far questo c'è una cassetta degli attrezzi, che è un po' la cassetta degli attrezzi di Mastro Geppetto. Mastro Geppetto aveva tutti gli attrezzi del falegname, però anche la Lean ha le sue sigle, ha le sue metodologie, ha le sue tecniche che a seconda degli sprechi da combattere possono essere utilizzati. Quali sono i risultati di un processo di trasformazione snella? I più comuni sono questi: riduco i tempi di attraversamento, riduco le scorte, miglioro il servizio al cliente, riduco i difetti e quindi miglioro la qualità per la mia azienda e la qualità percepita dal cliente. Di conseguenza ho un impatto positivo sicuramente sulle finanze della mia organizzazione, cosiddetto cash flow, e se ho anche la possibilità di vendere questa capacità che libero lottando e diminuendo gli sprechi, sicuramente ho anche dei benefici a livello economico. Ora, questa è la Lean. Si può declinare il tema Lean dal punto di vista ambientale? Noi pensiamo di sì, e pensiamo che ci siano già degli esempi, poi vi farò vedere un altro breve video, che ci hanno lavorato su questi aspetti. Solitamente però la spinta per portare avanti un progetto di trasformazione snella non nasce da una spinta di natura voglio diminuire il mio impatto ambientale, nasce più che altro dalla spinta di migliorare da una parte l'efficienza della mia organizzazione e dall'altra di migliorare il valore percepito dal cliente. È anche vero però che dal punto di vista degli sprechi, anche gli sprechi ambientali possono, l'impatto ambientale che un'organizzazione ha può essere vista come uno spreco a tutti gli effetti. Se io utilizzo più risorse di quelle che servono, questo rappresenta sicuramente uno spreco anche dal punto di vista ambientale. Se io nel processo di trasformazione, per passare dalle risorse che entrano nella mia organizzazione al prodotto finito che vendo ai miei clienti, genero delle emissioni, questo è uno spreco ambientale. Quali sono allora gli sprechi ambientali classici che ci possono essere in un'organizzazione? Il consumo di risorse eccessive, dalle materie prime che entrano all'acqua, consumo di energia eccessivo, l'uso di sostanze pericolose eccessivo, produzione di rifiuti che non ha nessun valore dal punto di vista del nostro cliente, ma comunque mi comporta anche un costo gestionale, le emissioni di gas serra, che poi sono un derivato degli sprechi citati precedentemente. Allora, se noi guardiamo alcuni degli sprechi di cui vi ho parlato prima e che la Lean va a combattere, tipo la sovrapproduzione, i difetti, i movimenti e i trasporti, se noi combattiamo questi sprechi, chiaramente avremo un impatto positivo non solo a livello di efficienza, ma avremo un impatto positivo anche a livello ambientale. Perché se io faccio meno sovrapproduzione, e per sovrapproduzione intendiamo fare quello che in quel momento non serve al nostro cliente,
sostenibile. Se io faccio meno sovrapproduzione avrò un minor consumo di risorse, quindi un minor consumo di materie prime e quindi minori spazi necessari per gestirli e quindi minori impatto ambientale connesso alla gestione di questi spazi. Se io produco dei difetti, è chiaro che io devo utilizzare più risorse per produrre questi difetti, quindi la lotta ai difetti è buona sia dal punto di vista dell'efficienza che dal punto di vista ambientale. Se io faccio più movimentazioni e più trasporti, è chiaro che anche qui, oltre ad avere un costo per la mia azienda, avrò anche un impatto ambientale maggiore. E quali sono allora, e qui riprendo un po' lo schema chiamandolo in modo diverso ma quali sono i pilastri della metodologia Lean & Green? Sostanzialmente sono dei pilastri che riguardano un po' tutte le funzioni aziendali, partendo dalla comunicazione, cioè partendo dall'aspetto strategico. Io faccio Lean & Green perché sono spinto da motivazioni etiche. Penso che sì, ci possono essere anche queste motivazioni, ma il gran numero, gran parte di noi deve essere spinto anche, visto che le aziende, le organizzazioni aziendali non sono organizzazioni, sono organizzazioni a scopo di lucro, deve essere spinto anche da motivazioni legate all'aumento e alla crescita del profitto aziendale. Quindi c'è un aspetto strategico, c'è un aspetto di comunicazione, c'è un aspetto, io lo chiamo di eco-design, ma di innovazione legata al servizio, legata al prodotto, perché comunque l'impatto e il maggiore impatto ambientale non viene determinato tanto quando siamo nella fase di industrializzazione, di produzione, di utilizzo, ma dipende da come ho pensato il prodotto e da come ho pensato e ho valutato l'impatto ambientale in sede di progettazione di questo prodotto sull'intero ciclo di vita del prodotto stesso. Sì. Quanti minuti ho? 3-5. Ok. Poi abbiamo la fabbrica zero emissioni, una fabbrica che nel processo di trasformazione non produce emissioni o riduce al minimo le emissioni generali. Si parla di logistica snella e a mio modo di vedere questo è uno dei punti più deboli in assoluto. Prima si parlava di filiere corte, si parlava di rapporti stretti e scelta con alcuni criteri dei fornitori. Questo è un temone. Sempre il tema di logistica, c'è tutto il tema dei trasporti. Pensiamo al nostro trasporto e la logistica che sta immaginando lui. Quanto ragionamento si potrebbe fare? Chiaramente il sistema non aiuta, però come singola organizzazione possiamo pensare a qualcosa. Anche l'ufficio che ha un impatto ambientale minore può essere ripensato, può essere rivisto in funzione della sostenibilità ambientale e di ridurre l'impatto ambientale dell'ufficio stesso. E infine si parla di misurazione delle prestazioni ambientali, qui abbiamo usato il termine green accounting. A questo fine volevo mostrarvi un brevissimo indicatore che ci aiuta a misurare le prestazioni ambientali. Ce ne sono diversi indicatori che ci aiutano a misurare le prestazioni ambientali. Questo non ha una valenza scientifica, ma ha il grande vantaggio di essere immediatamente calcolabile, cioè molto facilmente calcolabile, e di darci già delle linee guida su che cosa lavorare. Lo abbiamo chiamato OSR, che sta per Overall Sustainability Ratio. Allora, se facciamo 100, tutto ciò che entra nella nostra azienda, cioè tutte le risorse che entrano, i volumi di risorse che entrano, ipotizziamo in chili, e tutte le emissioni che nel processo di trasformazione generiamo, anche qui in chili, che possono essere derivanti dalle emissioni per effetto del consumo di energia elettrica, per esempio. Se facciamo 100 questo, i volumi a valore, cioè i volumi che noi riusciamo a vendere e riusciamo a far arrivare al cliente, sono una fetta piccola rispetto a questo. Allora tutte le aree rosse sono le aree di recupero dal punto di vista dell'impatto ambientale. Se io riduco le aree rosse significa che riduco le emissioni del processo, riduco la produzione di rifiuto, riduco gli
sprechi per produzione di scarti, cioè di difetti. E quindi avvicino il concetto che tutto ciò che entra nella mia impresa arriva al cliente e quindi diventa produzione al lavoro.